Spostiamoci ad Adria, città della Befana, con un intero fine settimana dedicato al festeggiamento in piazza della simpatica Vecia, alla quale è dedicato anche il dolce tipico, la bissola. Ivana Godnik. Un cinese con un cigno in mano è seduto lungo il bordo del canale. Passa la polizia, ma cosa fallo là? Un cinese con un cigno in mano. Tra ironia e divertimento, la festa della Befana ad Adria, che in realtà significa 4 giorni di festeggiamenti in piazza, con il villaggio e la casa dedicata alla vecchina, perché Adria è la città della Befana. A Ponte Castello nel pomeriggio naturalmente arriva la Befana, che è la nostra amica Monica Stefani, una maestra che riesce praticamente a coinvolgere in questa grande avventura praticamente tutta la comunità di Adria. Accompagnata dalle percussioni, la Befana non arriva certo a mani vuote, ma porta la bissola, una crostata colorata e decorata della tradizione che fa sì che il lungo periodo delle festività natalizie chiuda in dolcezza. Il termine bissola deriva dal termine dialettale bissa, ovvero la serpe, il serpente, che è il simbolo dell'anno che si svolge e che ne rappresenta anche la ciclicità dell'anno. E la Befana è questa ciclicità perché chiude un anno e ne riapre un altro in pratica.